Amigos caros dessa Radio Televisione Sarda, ta cosa bella, torrà in pari questa gira, oi puro, a pizzo de questo canto, de questa costumanzia che tenevo su noi in Sardegna, che è una ricchezza manna, e i sbocesi de oi che si portavo in su canto in re, che su nome è tutto, de sattopio che noi siamo arrivati già a de tresi, de puntadas, e d'ogni gira si presentava su due porte, a sta gira si presentava su uno dei scanti su dessa gara. E oggi cominciamo sempre con su canto in re, ma su tema de oggi devo sapere in pari, siccome si usa state tresi, antessi solmuttos, mandi questionaus fra pago. Deo, se devo sapere se ho bresciato meida di fare questa trasmissione e devo tornare grazie a Marco Luzzo, professore etnomusicologo, e devo tornare grazie a Daniele Giallara, a Salvatore Carboni, a Nino Manca, a Paolo Bravi, tutti questi che hanno traballato con me, proponni impari questo attopio, un attopio che era durato 12 puntate e sa raccontare questo mondo, questa ricchezza manna, questa moda che sa Sardegna nostra teniti a pizza su canto. E dunque sa oggi siamo arrivati in un luogo di importo, questo del suo mondo delle femmine che cantano, e femmine che cantano in su palco, come i uomini, si va in 78 sa gara e anti cominciamo proprio con il suo canto in re. E devo tornare grazie, se in tanti ha risuonato con la fisarmonica Davide Caddeo, dunque grazie a Davide, io sa questionai con i 78 della famiglia cosa sua, e su dei due archi, ma poi è stata contai uno scanto cosa. E poi i tre voci che punti oggi in questo attopio in re, cominciamo a salutare e tornare grazie a Sara Satta, che arriva da Porto Torre, dunque sarà questionare pure di questo luogo, Noemi Mulas, una dei due sorrisi de Muros, e poi Gianfranca Mulas. Grazie a Sausatro, devo tornare grazie a Nino Manca che ha traballato con noi in questo progetto, noi dopo la Saumoi, vogliamo presentare noi scelti come autori, esperti e tutto quanto, ma come musicista che adora a suo mestiere cosa sua, grazie a tuoi guru Nino Manca. Si può dei sezzi tranquilla, poi noi si regioniamo su un vago a pizzo di scanto. Se entriamo subito, visto che oggi ho cominciato, Tore, con sul mondo delle femmine. Mondo delle femmine che sanno contare, che alzano in su palco, si confrontano tutto con i uomini, poi ci sono stati su gruppi, su scetti di femmine. Dunque, un mondo è tutto, entra sul mondo del suo canto sardo. E cominciate a contare di questa presenza delle femmine in suo mondo del suo canto e in su palco del suo canto. Beh, la prima cosa che dobbiamo narrare, a parere mio, è che magari la presenza femminile sia stata in questa dimensione pubblica del suo canto minoritaria e tuttora, e quindi questo non si può negare. Però, dal suo inizio presumibile del suo canto, come in altre tradizioni che teniamo, la femmina ha sempre cantato. Non esiste una situazione in cui la femmina non cantano. La femmina ha sempre cantato. Ovviamente, in tempo passato, si stigma sociale che si vede attaccato a una femmina che andava a cantare in pubblico è stato ingestibile. E infatti, il personaggio che teniamo del tempo passato, femmine che arrivano a questa notorietà pubblica, sono pochissime. Se andiamo a Candida Mare e a Maria Rosa Punzirudu, abbiamo finito praticamente. Dobbiamo arrivare a tempo più vicino. De quali anni si questionendi con Candida Mare? Dall'inizio del suo secolo. Candida Mare è morta su 27, non teniamo registrazione. Maria Rosa, per fortuna, viveva ancora in anni 60. Però, ripeto, dobbiamo venire a tempo il nostro più vicino, può cattare una presenza un poco più significativa della cantatora in dimensione pubblica. Daniele, le femmine in gara, in su palco con i uomini, ma poi più dei uomini invece, si femmine hanno fatto una carriera cosa in soro,
Pichendi mancai de su cantu de sa tradizione e faendi atras cosas puru, in concertus, io penso a Maria Carta, Elena Ledda, Franca Pinna, che faenti cosas differenti puru de su cantu, ma accante questo mondo de su cantu. Cosa che mancai ai uomini succede un paio prus pago, punti plus is feminas, che tenenti questa capacità di fare solistas e dunque di fare spettacoli, mancai differenti, accante su cantu sardo, ma differenti su cantu sardo. Come t'annau Tore, sì, prima una femmina a cantare in palco fu vista da male, da sa gente, che è un ambiente quasi esclusivamente dei uomini, come non pruso, grazie a Dio, e ducas, però è sta barrato in sa era questa cosa d'essere un canto dei uomini. Se pensiamo, sull'Università del Canto a Chiterra e su Zilleri, avere una femmina in Zilleri non è che hanno tanto bene, insomma. Poi si canta da Chiterra, fu su canto della serenata, e finza a pagos anni ai como, sa serenata la faghiana, so uomini e sa femmina, però sul mondo è scambiato, come stiamo in altre puntate, e finza, forse è per questo motivo che sa femmina medas hanno cominciato da su canta chitarra o hanno leato qualche idea da su canta chitarra e poi si sono barrata da culsa su canta chitarra, però hanno fatto un attero genere. Poi come un autore il Berus al femmina hanno sempre cantato e cantato sempre de rul de sos homines in domo, e in soscanto de su tribaglio funi soscanto de sal femmina, la filugnana, la greminatoglia, sol mutto solo scantaini sal femmina, sal ninnias, sal tittidu, sal bogel de riu, sol gosos in creja, tutto cantos quasi sempre de sal femminas. E dunque, certo, però su palco hanno dentro difficoltà, tu andai, poi non è più di aici, grazie a Dio, ma gente come Candida Mara, che in questo libro che tu hai presentato, attento modo di presentare, e ho condotto a vire queste difficoltà che ci via da insando su una femmina a cantare in palco. Ma infatti solo una femmina come te si poteva immaginare che era Candida Mara poteva essere in questo tempo a pigliare a palco e a competere a sa pari sino un mezzo scuro con questi uomini. È dimostrato dall'intervista di chi è la connota che la di Mian in palco, un'avversaria temibilissima. Infatti sul libro di Vannilai mi pare. Sul libro di Vannilai che contala proprio di un libro interessante. Esso ha fatto esso è un discendente questa ricerca nasce da una curiosità quasi familiare. Però il resessido ha creato un modo di raccontare. Poteva fare una biografia normale, poteva fare un altro tipo di libro. Iso ha creato una biografia romanzata, che è l'unico modo, l'unica impostazione letteraria che con su si conoscia, che poteva recollere e poteva imbastire un libro di questo genere. Non veniva dato dei filoni letterari che potevano andare. E ha fatto un bellissimo tribaglio, che voi in sa pagina bisogna pomeriggio di aneddoti, eccetera. Ma proprio si respira da aria del suo canto, del suo primo anno. Di questa Sardigna lontana dai noi, lontana proprio, rurale, prena de competizioni, de gaddos, de difficoltà, de miseria. La difficoltà può arrivare a suo luogo, certo, a cantare. Solo se spostamenti, infatti questa Candida Mara si muoveva in Calesse. E fidi una cosa fuori dai suoi tempi, su del suo. Beh, certo, con questa difficoltà di insando, mancai questa femmina fia di adesso, più difficili e forse non fia manco. Questa rivoltella, narana questa rivoltella. Questa rivoltella, è vero, su Candida Mara girata Armara. Dunque, però in cui si girottendi a vatto di questo canto, di questa tradizione, questa costumanzia che è un noso, questa ricchezza, però è un nao prima, meta femminas anti scioperao poi dopo una andala differenti de su canto, pichendi de su canto usato, formendi sì
con su canto sardo, mancai in ispalcos, con i gara, come ti ho nao, e usaremo nao prima a Maria Carta, a Franca Pinna, a Maria Luisa Congio, gente che arziara in palco a cantare su canto dessa tradizione. Poi però antipicavo a rugas a differenti, sì, ma anta quantà un pago di questo mondo, mi pare, no? Sì. Posso aggiungere una cosa, fai dante delle due cantadoras de Ottieri. Maria Teresa Cau incomincia e canta da chitarra, ma quando pigai da su palco a cantare a chitarra, faghia da finzas atteras cantones in saldu, a volte al finzas in italiano, e fu di un'attrattiva manna posa gente, fu una cosa nuova posa gente. Invece la Punzirudu sta barata sempre a intro de su canto, ma non crede essere una cosa che la fa che più spitticca, che può mie è bistata sabrulmanna. Ha registrato in su 32 con Gavino De Lunas, che sicuramente andiamo a freddare in sa spuntata schiana bennere, con Tio Niccolino Capizza. Su canto a Sottieresa non ha mai brusu, ma fatta da uomini e fatta da femmina, non ad essere mai brus cantata come te la cantai rissa, che fu su modo suo di cantare. E zucchia una bellezza, come pare feo a fare paragones, noi così conoscides, ma spero voi sattero che della conoscere, è di Piaf, una cantante francese. Poi mi è stessa, pitticca, feottedda, però è una bella, come in taberia sauca, a barrasti incantao, ed è una oche che ti fa pensare saltuda. È proprio, l'assimizzo, e può mia il saoche di una mamma che ninna ad un pizzino. Ed è, può mia, omine, intendere una mamma che ninna ad un pizzino è la cosa più bella che puoi ascoltare. Una cosa manna che ha fatto, come Tannaudui, invece si Maria Teresa Cau, è che ha cominciato un'iscola, una moda, di cosa che oggi si riausa su cantautrici. Poi si scrive di setotto le canzoni, si canta iada, mancai non scetti in palco, questa via generosa, canta iada in dogna calisi sia logo, poi maladius, poi sa gente che tenia ha bisogno, si suona iada i setotto, sa chitarrina, tenia la chitarrina. La tonalità sua. In noi Giovanni Perria ha contato meras cosas a pizzo proprio della vita di Maria Teresa Cau, torravo sempre grazie a Giovanni Perria, perché ha aggiurato mera questo mondo adesso canto usato. Prima con Sardegna Canta, con la televisione e poi con tutta questa conoscenza cosa sua, e pubblicazioni, libri, registrazioni. Io ricordo proprio a Pizza Maria Teresa Cau, gli era pogavo a fuori due scascittas e tutto sul liburetto che spiega da tutta sa vita e tutto canto. Ma venevo a questa puntata di oggi, su tema musicali di oggi, questa è un esempio, tornavo a cominciare, quindi mancai non conosci bene su canto, sa gara è canto il re, nuoresa e muttos. Si usa questa puntata de tresi e dunque si usa ribauso a sol muttos. Tore, i tavunti in muttos, in muttetto, che conoscevo in Campidano. Intanto questo è un modo di cantare che viene condiviso in altre zone spuru, in altre maneras, quindi su mutto è in inglese si dice un must della musica sarda, in generale. Poi canto entra in sa chitarra è un canto allegro, ritmato, che trasmette allegria, quindi fa che di pure di contraltare a sa serietà del suo re, a si impegno melodico del sanuoresa, eccetera. Tiene una funzione precisa. Quindi ritmicamente si dice andare orecchiabile in italiano. Ma potevo andare come i goccios che ci punti in tutta la Sardegna, i muttos o i muttettos a cittotto, mancai differenti, ognuno tiene una caratteristica cosa sua, però è un canto che potevo andare, un canto sardo di tutta la Sardegna. Ah no, è possibile andare così? È un paragone che si può fare benissimo, occupa una questa funzione, è un canto bello, orecchiabile, facile da imparare, non facile da vagare oltre un certo livello, naturalmente, qui c'è sempre canto questo, quindi poi questa differenza è così biede. Però, come ti struttura tonica dominante, due notas e una serrata con una modulazione breve, non è che sia da chissà che l'invenzione. Poi però questa la componente di su che si canta. In cui batte tutto. E il sol muto so bintra de tutto.
No, non funta a cappiauso, non c'è bisogno di una poesia. No, no, basta no, uno no. scanto quartina, se no, Sì, come sì. funziona? Su- Un'isterrida? È il sumetro, difatti, sì, prusu cantato in Sardegna. Si cantano 3 versi di isteride e 3 versi di torrada, de 7 sillabas, tutto il sese. E in sisterrida, come un autore, si può narrare su chi mos pare de piaghe, quale si sia d'argomento, e infatti si liga spesso con s'attualità. Si scienza moderna già che era da arrivare a toccare la luna e l'hanno cantato in sos anni dopo su 60 sul secondo canale come Da stiamo Caterina now Valente. quando hanno inaugurato a Rai 2 poi sì però bel su coro della poesia e del su canto in sa torrada in una beste su chi si chiede narrare cantau e quasi sempre su un verso di amore a volte su primo mutto che si canta si saluta sa gente e a volte sono muttos di augurio però quasi sempre su deme s'amore. Però non funti il verso a cappiauso su un santo, tu fai sta torrada, cioè Sì. l'isterrida, sta torrada e fini in gunis. Con qualche eccezione, Quindi sa bellezza è questa, pare una struttura del nonsense, no? La baita Che uno non dai funti a fuori, cappiauso, non tenere, noi sempre che a borta este nonsense, a parte possono essere de guartina spuro, quindi più impegnativo spuro posare troga, no? Anziché 3 battere, posso accompagnamento muro che qualche volta ha cominciato a porre qualche difficoltà, teniamo su registrazione del chitarrista de Vama che si fin drombito, se ne sono abituato, chi su cantatore cantando in un punto di guartinas anziché di terzinas, intende? Perché andare a cercare su va e su cantatore scantando ancora. Quindi va de tutto. Però i sol verso, ripeto, queste si intradura dessa attualità, come ha Daniele prima. Vi potete essere questa metafora pure, cioè un nonsense apparente, in realtà queste, questa metafora, più ma collegato queste. A volte sarebbe un'altra cosa ancora, che a me mi piace alla sottolineare. Su apparente leggerezza e mancanza di senso della prima terzina, a volte viene compensata da una seconda terzina che invece è un opinatello, un gioiello di poesia. L'altra dia fui ascoltando un mutuezzo che ha inciso Luigi Nusi su anni 30, che comincia con su buzzone sa grega, cioè su buzzone che teneva questa grega. Su primo strese passano senza colpo ferire, no? Canta da mesudia, eccetera. Su ultimo strese verso, quindi se fai dante de 7 potrese 21 sillabas. In questa 21 sillabas bada una specie di telenovela, è come un film. Bada, un amore contrastato. Si invidia generale, sociale, che non permette che questo amore si verifichi. Su consiglio su che canta su molto li narra tu devi negare che noi siamo amorati, compreso. Ma questo è un verso aperto o c'è una metafora diretto? No, metafora penso in questo caso non indesiera, ma basta ripeto, di ammirare sul fatto che in paga sillabas uno si legge di questa strese strofas, sempre parlando di nuda, e improvvisamente io si è proiettato questo film di amore contrastato, invidia sociale, e sa scappatoia che sa gatta tra suoi amanti, se due in pubblico mi deve negare a me. Offendemi se è possibile, però in coro mi tiene, si compreso. Su paga speravola, ripeto, con essa chiesta poi essere senza questa poesia. Se Dio ti consiglio, in paga speravola, una cosa che poi tu di la IES proiettata come una cosa cinematografica che renare che sa poesia, bifidi. Daniele, tu hai andato principalmente punti verso su de amori e medas da serriante fatti molto de amore, ma noi scetti molto de amore, ma punti una scanto molto differenti. E tenendo un numene può si distingue come ti punti come ti succede? No, a disprezzo, non uscì. Sì, vado un altro canto che si va che sono solo molto a disprezzo. Sempre molto sono, la forma metrica è sempre curda, però in questo il mutto sono scantatori si le hanno in giro pari e fanno finta di si brigare e poi fanno sapere con un mutto normale. Su primo mutto che
quasi sempre si canta del desaludo, commente sos ultimo il muttoso, si saluda sa gente e si ringrazia sa gente dell'aere invitato, su cantatore, si ringrazia sa gente di essere abbarrato a ascoltare a issos. Questo sono sos temas. Beh, muttos e mutu prolungato, punti due cose differenti. Sì. Sì, andiamo a faddare in questa puntata, in adesso una ti spoilerò. Andiamo a faddare. Poi devo questione proprio in una puntata dedicata al suo mutu prolungato, mutu lungo. Sì. Narauso in noi però ho questa differenza, visto che si è questione di mutu, a pizze su mutu prolungato, poi non fai confusioni. Su mutu prolungato, commente forma metrica, potete essere uguale e preciso a un mutu gulz. 3 de isterrida e 3 de dorrata. Però in mutu longoso meda, vi potete dare una specie di versos che si tornano a ripetere dopo due o battero versos in una beste torra su goro de su mutu, su tema desamore. Si firmava, sai, ci proprio dedicare tutta una puntata ad un casato. Non sa doppia narrazione, cioè due volte si aggiunge del verso, però sa due narrazioni, se deve sterrida e sa torrata, si deve mantenere coerente, intro de issa, compreso. Giusto. Dunque, come ti facevo ogni gira, ogni puntata, noi sapevate, perché noi sempre, noi andiamo su 2 volte a sa gira in televisione, e finché a sa acabata del suo meseita, dunque tenevo su canto puntata, sa 12 in tutto. E in ogni puntata c'è questa scheda filmata da Zerriao Saici, ma è un traballo di studio, di attenzione, che ha tornato a portare in televisione su professore Marco Luzzu, aggiudato da Paolo Bravi, sempre etnomusicologo, e aggiudato pure da Daniele Pisu. E dunque in questa puntata si scheda di Marco Luzzu e sti proprio a pizzo dei muttos. Sol muttoso sono su metro prusconnoschido, importante e cantato da sa poesia salda. Sol muttoso sono su terzo canto da sa gara, pustil de su canto a Sanuresa. Si può cantare pure a finitia de sa gara, pro salutare sa gente. Quasi sempre si cantano a muttos con 3 verso de isterrida e 3 de dorrada. In sa seconda parte bel su significato, su messaggio della poesia. In sa prima, invece, va ad argomento il drivessoso. Isterrida e torrada sono una rima tra issos. Onzi cantatore pesa ad un muttu poninde parisi sol verso il desisterrida e desadorrada. Canta prima sisterrida e poi 3 scambas. In donzi gamba va ad un verso desisterrida e 3 il verso il desadorrada. E gustoso si cantano con un ordine drivessu, pro tornare a rima su primo con su quarto. S'accompagnamento de sol muttoso zuga d'un ritmo marcato bene. Sa picchiata è fatta e si sviluppata con sos accolto de su re e la settima, finza su canto è accompagnato con sol mattessi accoldoso. Quando si imbatte da sa terza gamba, su canto cambia da s'accoldo de su va e incomincia ad una parte de su canto, in ue su cantatore pote fare su chi cherede finza da sa calata al re. Soy Parigi de Campeda, dia che restare con te, con tutta vita che mi via che me dà, lo devo coltivare, che mi via che me dà con te, con tutta vita dia che ricare. Soy Parigi de Campeda, dia che restare con te, con tutta vita che mi via che me dà.
Beh, questa scheda di Marco Luso sa permittiu, te comprendi meglio, prude questo che è un noso in tutta questa trasmissione, pensa sai moi, a pizza e mutto. E te potevo aggiungere, Daniele, in questo che sono un mo' di Marco. Beh, vedendo questa scheda, la prima cosa che si chiede di subito, che vediamo subito è la semplicità del suo canto. Re la settima, dai cui non chessidi, l'accompagnamento della chitarra e della fisarmonica e che idem, finza a sos ultimos versos che beste sa torrada in fa, i cui cambiata completamente su canto, si imbatte sa coldu, sa notta de su fa, sa salda, e poi si bada, i cui su cantatore pode fagere appena su chi cherete, però finza a serrare e a fare finire su muttu in sa notta de su re. E tutti i cue. Ora tu ti hai fatto bene in conca? Sì, si è capito benissimo. Praticamente può capitare, a parte questo che si è visualizzato bene questo colores, può capitare che su cantatore, come ti viene giustamente Daniele, tenendo un minimo di libertà, palti di fa. Su problema suo è acciappare su sol, perché su sol è su quarto grado del suo recchide per serrare e questo poi su trampolino può essere sicuro che acciappa su re e serra da senza problema. Potete fare un appoggio temporaneo in mezzo d'uno prima, in su fa diesis, chi è su terzo grado sempre del suo recchide deve acciappare, quindi però in cui di base è le saleno, quindi si fa praticamente in due alboghese. Oppure addirittura in una versione che fa chi a me da Puceddu e Calincun la fa che da ancora, tornare a appoggiare in fa e ti frimmare ancora in fa come che non si è spartito e poi serrase, quindi in cui pure con due passaggi. Però sostanzialmente sta serrata è scusa. Tocca da narrare chi, come tutto su canta chitarra. E sta serrata, mancare se un canto semplice, ti gioca soltanto pochino del suo scantato, da poco su un pari da chi ascolta. Ma chi voi in sa facilità di cantare in due nottas, re e la settima, ma ad un mondo musicale. Certo. Torniamo su un vago a sa poesia sul mutto, cioè ita c'è intro de questo testo, e plus a presto punti quasi sempre iscritto su hominis che cantano a sa feminas, e in questo caso teneus invece is feminas che cantano commenti da ponesu, cioè ita vainti is feminas può adattai fueddus a su canto. Cambiantissa, circa tanta cosa scritta apposta, come ti funziona? Allora, va molto chi non si comprende bene chi su uomini cantando cosa femmina e duca sa solo molto lo spodene cantare come te e poi sì, sicuramente bada poeta che hanno scritto qualche mutto che anda bene, può essere cantato da una femmina, commente in questo mutto de su 32 Punzirudu risponde da De Lunas a chi ilca della ponere in difficoltà de Naramos e issa risponde de femmina nande caglia casalisco deo e ti bonzo a posto sì, picciò coschiatti gatto più schiatte Dogna gira appustisi dessa scheda che bieus a pizzo su tema dessa trasmissione e tutto de Marco Luzzu teneus una registrazione fatta con una attora professionista come Clara Farina che si va a comprendere, si va a intendi sa poetica de questo scanto su ca i scantatori e scantadoras pigana in questa occasione sol muttos tu e Daniele che asi scioperau un scanto testo su mutu cali punti ne su scioperau dusu se tu voli scontare prima de tu fai ligi a Crara a pizzu de calè la biancheria che preparato hai o a pizzo de solpari de campeda che devo coltivare eccetera eccetera. Igue in questa scheda amo soleato tre il modos de iscrivere e cantare sul mutto. Sosparil de campeda è un mutto normalissimo, come tutti os chi si canta, nessuno tre il de isterida, tre il verso de isterida e tre il de torrada. In su geste in gadduresu este un dialogo tra
sposa e si sposu chi è preoccupato chi non tiene dinari, non va dinari Certo. in domo, e sa muzzere, che gusto va in sal femmina, una barra tranquillo, in cammino sa con sa barrio, siamo poveri, sono importanti che siamo paris e che siamo felici. E satiro muto invece chi ha da leggere Clara è un muto che cantai De Solo e poi si la torravo a cantare Franco De Nanni a batto verso dei sterri e battero de Dorrada. Intanto domando con piacere a Marco Loi si può mandare questa scheda e Massimo Pinna in regia, si può ti vai a ascoltare questa interpretazione potete andare su destra del muto su de Clara Varina. Quale è la biancheria che preparato tai? Che sarà la speranza di questa cogliuanza che non define mai? E ancora a me mi doli, lo drummì sempre soli, che una compagnia. Si dovemo figlioli, a giovasca e fascioli ancora pocusia. Cagliati, vedo meo. Chi ci de pensa Deo e perché ma Sant'Antonio l'uletto già la dieu. Si veno entreu, chi non va manco zacconi. Aggio ancora un trudoni, vato da mastrivoni, ti era facoltai. Che sarà la speranza di questa cogliuanza che non defini mai? Sospari il de Gampeda, lo devo coltivare si votto in custa ghida. Sospari il de Gampeda, ti vorrei restare con te stotta vita che mi piaga il meda. Sosanzone il gioghende, currene a totta vua, poi torna a sama. Sosanzone il gioghende, ti agerreri intender dai sa bocca tua, se il vero che mi ama. Sa banda musicale la sunu preparende provaga e sasonata. Iscolta, rosa amata, provero so vattende questo primo segnale. Sol mastro de Torino deve ne fraigare sa greglia e Santo Luca, a culsa trenuraghese. Te canto mi piaghese e ti agherredare un uaso a saucca, che lo di Susino. Palvia desse bona, t'aggiovato patrona, lo cori t'aggiudato. Tant'affetto paldona, pensa la me matrona, chi so qui incuidato, pal fatti lo contatto, ti ho la riallato, sola 2 o 3 ore. Beh, insomma, la bellezza di questo scanto, grazie a Clara Varina, può si interpretare in questa maniera, il canto che intendevo, cantavo a molto, ma non credo che sia a gusto il canto che canta a cantare il femminile de oi, ma prima di arrivare a questione gunissa, ma poi tornare a questa puntata di questa gita passata, questa canta sonoresa, poi Gianni De Nanni hanno una cosa di importo umano, può cantare, può diventare cantadori o cantadora, e stia conosci sa lingua sarda, su sardo. Nunca si deve questionare in domo, ogni dì, dipende questo relato forte. E staici, confermare che è staici. Certo, Tocca la... Poi c'è una cosa bella che a me mi piace, di poi Sara Satta non nasce in un luogo a cui si questiona su sardo, ma si questiona su Torritano, su Porto Torreso. Però è un luogo di canto sardo. Dunque questa cosa come Bollinaica pur si questiona in Porto Torreso o Torritano, si entra sul mondo del suo canto sardo come protagonista. Fammi comprendere questa cosa, poi per me è importante uscire questa cosa che hanno Gianni, ma è bello uscire pure così uno arriva da questione in domo su Torritano, su Porto Torreso, e però canta a livello umano su canto sardo. Dopo la guerra si è schiccato di industrializzare la Sardegna e duca la gente de salbidiedda sa seste spostata a cara salbidda al mannasa, tattari, pultudurra, petrolchimica e ducasa, finza in pultudurra, si sono ciappios persone e gente de salbiddas che si sono spostati può andare a tribagliare a pultudurra e ducasa e stimbatti finza su saldo. Prima ogni da in Sardegna ha avuto un'isola
in Sisula. Sisula. Però dopo la seconda guerra è successo che siamo acculziati a salsittades, prulmannas. Beh, bella risposta, ma No, questo argomento, s'aggiuda. mentre abbiamo nato in satera puntata, è stato trattato benissimo dal suo libro di Paolo Angeli, Mezzo le tutto so satter. Quindi spiega benissimo sul retroterra sociale del suo secondo dopoguerra, che ha causato questa cosa pure. E poi ha un fatto linguistico pure. Sullo che reso nanamu lì, letterario, a Savine è esperanto de 3/4 della Sardegna. Tu potete essere pure di zona caduresa, algheresa, potete essere ai margini, no? Però sul locutoreso letterario, su poeta baroniese, si chiede cantare in palco, si deve imparare, non l'hanno dichiarato. Quindi diventa proprio esperanto praticamente del sguardo di Sisula. sa lingua arta. La lingua che anda bene, Arta che si anda fa bene. che comprende e dai tutto. Su che ha fatto Dante con la lingua italiana, l'ha fatto Mossa con la lingua Questo sarda. locutoreso letterario. Beh. Sara Satta, tu devi ciocchedda in domo che sono a sardu o portotorreso? No, in casa mia si parlava l'italiano. Ah, italiano. L'italiano. Però chiaramente Rubuscio Duresu si sentiva in mezzo alle compagnie, insomma. Però posso confermare appunto che pur si va a vedere Rubuscio Duresu, posso cantare in saggio Poi e comprendi. Poi portotore fiera un luogo de canto sardo, cioè Sì. si diventa in gara, si fiera un luogo Sì, de, sì. de attovi umani Ma- posso canto sardo, no? Sì, si cantava dei botteghini. Conoscemmo pure Pedro Bucheddo, Francisco Vacchi, pure era di Agliara, ma viveva in Pusludorra, e Franceschino De Muro. Certo. Quindi, Una- Pusludorra, pure noi in Logudoro, era Nurra, Roganto Saglio, Fazzi Bassi di Ragussura. Bene. Tu hai cantato mera in Portotorre o in altro luogo, in domo tua? Ti è capitato di cantare mera in concerto, in piazza? Sì, ha cantato, ma devo dire che nessuno è profeta in patria. Però insomma, ho cominciato i botteghini, quindi con babbo che mi accompagnava per fare pratica, insomma. Ho fatto qualche esibizione in casa, quindi in Pusludorra, però insomma. Bene, invece se a Noemi mi voglio domandare il logos del suo canto in Sardegna, cioè, tutta la parte del suo capesuso, come ti narravo sul nostro capitano, capesuso, è sul luogo dove si bividi, si canta, c'è questa bella regina funguta del suo canto. Ma c'è secondo tu un luogo proprio, non so, Remonau Ottieri, e poi su canto sardo, poi questa femmina almanna, sai. Tu e ta pensa, c'è un luogo che tu piace de brusu, ti tenisi un relato per un anno con una bidda, cali. Naramusu che forse sa femmina è bida pago in sa piattasa, però potto narrare che ottieri forse pro questo che potto confermare Deo, pro questo che ho vissuto Deo, esce una desa bidas in ue su canta chitarra e sono bago più bidu pro canto riguarda da sa femminas. La femmina è somini settotti. Sì, sì, so somine, però in questo caso mi so pontende come te. Femmina mera de vago mi pare che una femmina che ha tento un premio un anno, cosa che non so se si rende ancora la Coppa dei Campioni, e sta Icci. Dunque Milena Doppio, sì. ha vinto questo riconoscimento premio. manno. Tu hai partecipato mai a questo usignolo? Sì, devo ho partecipato un anno fa che mi sono classificata sa guascia.
come a Sanremo, non ti fai nuda, si vinci, sono vinci, questa cosa ti importa. L'importante è e partecipare. poi a fai canto su Don Logo. Certo, Ottieri è vero, su premio della poesia, che poi primo, anche cominciavo a valorizzare questa lingua, questa poesia sarda, e poi su canto a chitarra con questo signolo della Sardegna che via da Chiarero sul logo, via da Sanremo della Sardegna, adesso canto sardo, mi pare. E poi c'è sempre questa prazza Cantareddu, mi pare, no? Quindi in cui questa storia. Sì, due fa che ne sempre su signolo. È sempre in Gunisi, no? Che si fa questo canto. Gianfranca, poi ma voglio dire, il suo modo di cantare, o quando ti sei formata, quando ha cominciato, se tu hai attento un modello di riferimento, o prosu de uno, a chi ti sei ispirato, se fia di un uomo o una femmina, come è che ti sei formata proprio artisticamente, ma voglio dire? Tanto Deo, su canto l'ho sempre inteso in domo, e quindi l'ho imparato finza in domo che tutto cantaia a babbo mio, cantaia a mamma e tutto. E giustamente penso come fare in tutto so cantatore, se chi sono invoca come ognuno adappi un modello, un cantatore preferito a cui si è ispirato. Deo io un debole pro Tonino Cano. Mi piace su canto melodico, e Tonino Cano pro a me fidi un cantatore melodico. Solo a cussare mi va a bene come si narra in sassudo. E quindi ho cominciato a cussare a isso, e non posso narrare l'hai imitato che è suonato che è inimitabile, però come ideale di cantatore a po' si chiede a isso. Bene, Nino Manca, tu hai gozato un vago, voi questionato dei ottieri, sta vita cosa tua, io quasi in domo, so de cangiere, ma di ottieri, vabbè, di ottieri, ma insomma, ottieri, cosa importante se sono sempre stato, grazie a chi ha organizzato. Sa femmina ha cantato sempre in ottieri, e nasce da Maria Rosa Ponziruto, ma un pare abbiamo fatto un'importante memorial per un'altra femmina che canta Iala, però cantata in questo anno che sa femmina in gara non fi bida ene, Giovanna Maria Loddoni, e cantava bene meda. In ottieri sa femmina ha sempre cantato, ma sa femmina ha cantato in tutta la vita de Sardegna, de Pappe de sa fortuna di suonare con tanta femmina brava, che hanno sempre cantato bene, i satrese che sono in oghe, altra magari più manna, tipo Franca Pinna, Maria Teresa Pereghedo e altra pure, e hanno fatto sempre bella figura al suo pubblico, e sempre piace la sa che bella sa melodia e si può cantare. Bene, lei ma voglio intendi a Davide Gaddeo, Davide, poi tu potevi intanto si è una famiglia di musicisti, di suonatori, e osato tenere si può dire in ballo, su mancai, questo traggio del suo logo, no? Del suo margine, si intende bene, quando suonai su ballo e subito, quando cominci a suonare tu, questa fisarmonica, si intende, si imprinting che hanno dei gusti del logo. Invece, quando ti tocca e ti piace di accompagnare questa gara, in cui tieni una tecnica tua che ti porta in questo logo su margine, o invece è limpio e proprio fatto per questa gara, e dunque usa una tecnica bonaica, usa i maestri, i suonatori, come sei tu? Tanto, come ti annavo prima Gianfranca, e come ti annavo senza scalicun altro, questo zero, non siamo ispirati sempre a calicun. In famiglia, babbo mio, fratello mio, zio Domenichetto Medde, de Borore, che ha fatto questa gara chitarra con questa semidiatonica, e tiene un modo, un traggio di suonare che devo momento fino a 3 giorni in caso, quando mi naria da, quando non fai questo traggio Domenichetto, che viene ispirazione, ha detto, può entrare, adesso come te le fai a scudare, suonata subito, s'allegriata. Quindi non posso narrare che dopo le ho sia da parte del babbo, non lo nego, da parte di zio Domenichetto Medde, mi si ispiravo tanto, e poi meta tecnica vinta a livello di cantachitarra, sa verità, sa base mi ispiravo me da Pietro Matau.
vedi uno che a livello di delicatezza, di accompagnamento a chitarra mi è sempre piaciuto. Non che non mi sia piaciuto come me ne pensa un flash, mi sono piaciuto sempre. Peppino Peppia, però, che vedi, per me è perfetto suonante. Deo però in sa cosa mia, vedi un'ispirazione più per Pietro, sul metodo mio. Però in generale ha proposto tutti la direttevole, ha fatto una creazione mia. E poi se date che tenzo, tanto siamo fedeli con Daniele, non un amo, se date tenimoso che è il mezzo, però poi se date che tenzo mi ritengo fortunato un meta che ha posato con cantatori che come non bisogna prusu e ha poi dentro la possibilità. Poi iniziavo a pizzare un meta con Daniele quando sono in Misparisi, devo tenere due cannos, Francesco De Muro, Massimiliano Murrichile, Franca Muro, come non mi ne do tacconca. E poi in Sosanno mi vinto tutto, poi dentro la fortuna di suonare con Mario Ferinaio, Giuseppe Chelo, Mario Manno, Tore Manno, come te ne sono elencate una pagina, Antonio Porco, Gianni De Nanni, Franco De Nanni, tutto, sa fortuna la potenta e quindi la possibilità di bere prima, dopo e il durante, come te lo grimo narrare. Quindi, e poi su tempo venitore pure, visto che sei giovane tu. Certo, che... però posate che porto, no, ma scappo dentro questa fortuna, ecco. Questa è una cosa importante. Bene. E beh, poi però piga se su sono, poi ti adoppai sonai e cantai, su demma de oi su butto, dunque intendeuso, cari cari punti in mutto so che anda a cantare ponoso, visto che è un'auga, questo che so intendo di grada farina, non funti questo che antioperau issasa, dunque issasa punti Sara Satta, Noemi Mulasa e Gianfranca Mulasa, come ti ho io, e da Sara accompagnai Davide Caddeo con Susono e sa chitarra con Salenino Manca. So grata e onorata, perché
mia, so santo nel giochelle, da esa mucca tua, non io intendere se vero chi mi ama, correre a tutta tua, se vero chi mi ama, non io intendere da esa mucca tua, e poi tornare a sama da esa mucca tua, non io intendere se vero chi mi ama.
Beh, grazie a Sara Satta, Noemi, Gianfranca Mulas, Nino Manca, Davide Caddeo. Tore, te potevi aggiungere questo canto che dopo devi ascoltare? Medas cosas, de moltuasa. Proprio che nato che su mutuo è un canto semplice, come struttura musicale, tonica dominante, questa modulazione, eccetera. Però proprio questo è il motivo, può essere appetibile, interessante, orecchiabile, melodico, bello per chi ascolta e per chi canta. E proprio questa è una difficoltà in più, quindi noi non tenese tutta la varietà dei altri canti di muoversi in una scala, tenese 7 gradi, potete andare in 2 gheres, si bilavvagas, eccetera. E su mutu no, su mutu si lo gheres florire, come ti si narra, deve essere capace di ponere abbellimenti. E issa sono posto un montone di abbellimenti, micromelismas, gorgheggios, mesaoghes, non sul senso dessa distanza, ma sul senso dessa gestione morbida dessa emissione. Quindi tutte queste cose servono a fare in modo che il canto, che adesso è semplice, a Sabine diventa un canto ornato, bello da ascoltare, ma anche dentro una struttura musicale quasi banale. Ecco, questa è la prima osservazione che devo fare. E Sattara riguarda questo accompagnamento, che non abbiamo dato abbastanza. Il Sattara puntata su una cattedra che abbiamo fatto a chitarra fisarmonica, e l'abbiamo stoccata questa cosa, però forse non canto merita. Noi se lo ascoltiamo orgasi, pare una cosa naturale che sono in gasi, no? Duoso. Ma non è naturale per nulla. Mancari essere una strumentista top, bravissimo, come uno dei mastro di questi strumenti siene, poi tocca da suonare parisi. E questo affiatamento di questa estetica che è stata affermata a Pusti del anni 60, 70, 80, eccetera, mica non nasce su ragaule, ti la devi conquistare. E bada affiatamento che costa da provas, affinidades personales, sensibilidades, cioè qualità tipicamente musicali che non sono facili. Quindi questa macchina formidabile che batte su tempus, che è diventata la coppia chitarra fisarmonica, che in sua origine non vedi, è una cosa veramente nuova e tecnicamente apprezzabile, che ha studiata pure, perché vada proprio risvolto su musicale, musicologico, interessantissimo. C'è usato Torrain, noi pure. Daniele, tu invece sei da mezzo. A me, ascoltando questo muto, ha pinteso l'ultimo muto che ha cantato Noemi, in una femmina è andata a cantare, non è ora di andare a cantare, poi va che sta serenata a un uomine. E questo mi fa comprendere come è scambiato sul mondo che siamo vivendo oggi e sul mondo che stiamo cantando oggi. E poi l'altra cosa, che vunande fin sa storia, sa spicchiata sul passaggio, che va che sa chitarra e sa fisarmonica. In suo canto bada un filo che collega da un muttu a sattiru, che si è boga è scollegata da un filo, però bel su filo che unidi finza sa spicchiata al desa chitarra e desa fisarmonica, che come t'annau Davide prima, a volte su chitarrista, paris con su fisarmonicista in questo caso, fa che una picchiata. Questa picchiata a me che so cantante m'ammenta qualche cosa e duccasa mi dà su modo e opportunità di fare cussa oghe. E come te beste un filo tra chi canta, da beste un filo vinza tra chi suona e chi accompagna chi canta. Bene, e tu hai andato su tempo di oggi, con questo muto che ha cantato Noemi, mi pare, e invece proprio voi femmine, questo che punti a rennesce a fare in tutto questo anno, e su logo che si punti cercata a pizza e su palco. Posso tempo benitori e ti beni racconti, e pensa tu. Posso tempo benitori a pizza su canto sardo, ma più presto è femmina su canto sardo. Assora, devo altro da una cosa che penso e che è quasi banale, scontata. Siamo diversi. Siamo diversi. Poi a me l'uomo deve cantare da uomo, la femmina deve cantare da femmina. Poi si canta a Parisi. Finza un'altra cosa che non abbiamo now è che la chitarra è accordata più in alto. Mesudono più in alto. Ed è spago pure. In qualche uomine potete avere qualche problema che è alta. Però cantiamo Parisi, interpretiamo, facciamo su canta chitarra come lo pensiamo.
Comente lo tenimos a intro, issas da feminas, noisi da homines. Non sono due stradas ma sono due, è sa matessi via, è sempre sa matessi via. Su canto cussu est. Semus viaggiando bares in questa carrella. E ducas, po a mie, si liga bene su canto della femmina con su canto de sus homines. Non sono due cose diversas. Su canto del femminas e mo intendeus una intervista, una registrazione che ho fatto con una femmina de su canto sardo, una femmina che ha cantato meda in tutta la seconda parte del suo Novecento, ma oggi è tutto ancora avere una bella voce e ogni tanti tantendeus cantendi, io dopo invitata a De Pago, Sant'Effis ha cantato bene meda e dunque se mi piace da ascoltare Maria Teresa Perrichetto, in Piesa, che si conta da pure questo trio che ha fatto issa in pari, ma da ricordavo a Paola Liccheri e Nigia Carai, e fia da una cosa di spanto in Santos, ma lo vado a contare proprio a Maria Teresa Perrichetto. Ho cominciato a cantare nel 77. Lei ha partecipato a un concorso in Ozieri di Maria Teresa Cao. Era palo pubblico, ero la prima, palla giuria ero la seconda, perché volevano che la Coppa Maria Teresa Cao ambaressia in Ozieri, che verrà a Marongio, che mi ha invitato a cantare. Poi era venuto a casa insieme alla festa di Sant'Usidoro, insieme agli altri cantatori, e mi ha invitato e da chi ho cominciato. Fesi la prima gara a Bantine con Cavizza e Giovannino Caso. E poi da chi ho cominciato, ho cantato con quasi tutti gli uomini, però da poi si era formata questa squadra di tre donne, di tre femmine, io, Paola Liccheri e Nigia Carai. Era una cosa rara a questi tempi, tanto lo cantusaldo piaceva e quando andavamo, all'inizio che andavamo ci apprezzavano in ogni luogo, ci apprezzavano perché erano tre femmine, tre voci diverse, a differenza di oggi che tutta una voce, erano tre voci diverse e la gente era contenta, c'era sempre tanta gente che ci ascoltava. Poi Nigia si era ritirata, era diventata testimone di Geova e non ha voluto più cantare. Abbiamo fatto qualche serata con Paola Liccheri e poi ho fatto la solista con Antonio Marongio. E tanto, quando cantavo con gli uomini non erano mai contenti che vi ussi alla femmina il palco. Tant'è vero che un cantatore mi ha detto che le femmine andavano a letto, non il palco. Però insomma ci sono comportati sempre belli nei miei confronti, nonostante che non erano mai d'accordo che la femmina fosse cantare in palco con lui. Però insomma ho cantato con quasi tutti i cantatori, ho cantato. Quando andiamo a cantare, la partecipazione della gente era bella, la gente era ascoltando, ma erano centinaia di persone, non come a Valli che vanno 10 persone. C'era la gente che gli piaceva, poi ero fatto ancora che, soprattutto quando erano tre femmine, era una cosa rara, tre femmine cantanti. E quindi la popolazione era sempre contenta di queste manifestazioni che si facevano. In questi anni è stata importante la televisione, tant'è vero che a me mi hanno invitato, tanti altri mi hanno invitato, e la gente da chi mi ha visto in televisione mi chiamano per le vesti, perché io non ho mai domandato una vesta a nessuno, per nessuna delle ragioni. A me mi chiamano i comitati. Beh, tutto questo che si raccontavo
Maria Teresa Pirrigheddu, a pizzo dei insomma, in Sandu che è differente, ma che è più difficile e tutto, ma una cosa che si può tornare a piegare come argomento è sul fatto che Sannao vemos un tresi e ognuna tenia sa personalità, sa voce, suo raggio, cosa sua. Questa è una cosa di importo umano, no? Sa bellezza di canto è scussa. Prima, finza cantando a concoldo, a belzo e serro subito. Prima, quando si cantai da concoldo, funi battero solistas chi si il a volte non si ciappaini e ducca se sia un canto vero, però quando si ciappaini fu di il massimo, proprio ciappaini su concoldo. A chitarra sa matessi cosa. Questo problema non è un problema, però prima faglia una gara a essere diversos, a si fare conoscere questo chi è cantante è il sudale, lo conoscisti subito. Come invece si dimede e siamo sprusu quasi tutto proprio. Finza so invece, devo notare un'altra cosa, come annau Sapirrigheddu, fu mistra il femminile diversas, ascoltando a issas, devo inteso tre cantadoras diversas, da inteso una melodica femmina melodiosa, da inteso un'altra invece grintosa, chi chiede fare comprendere che è brava, e da inteso un'altra invece che è tecnica, chi lei ha su canto e chi il del vaghe giusto. Sa diversità è sempre vista da ricchezza e gasi deve essere. Tore? Si sta accentuata questa cosa, tiene ragione Daniele, due ascolta su una gara de chi al hanno il faghe, de uno competente appena bisogno di un millisecondo a riconoscere il suo cantatore. Come magari sia competente, millisecondo viene che rentrese. Quindi omologazione esecutiva che non è necessariamente un disvalore, però è un fatto oggettivo. Sappiattimento e sul modo di interpretare e sul stimolo del sao che buru tendono a massimizzare di più. Il canto puro che scioperanta servianta a caratterizzare un cantatore, lo sa presto che un altro. Tenia sa bandela. Ognuno tenia il suo canto cosa sua, su mutto di salute, su mutto prolungato, finale, che mancai uno scriveva apposta, preparava apposta, poi si distingue dai altri. E se mi lo cantai a suo collega si offendia più, puro carchiorta. Prima Vugasi invece come il camo quasi sempre di aumentare un cantatore antico, di aumentare un cantatorezzo. Ecco, questo Daniele, tu che sei cantatore, cercate di arremonare, città, un cantatore antico, ma poi ti piace questa cosa o poi ti non tenere gana di scrivere un molto prolungato? Un baguno, un bagusat. Già il vero puro che sembra un vaghi domandrone, però bisogna tenere pure che sos poetas o scrivono per su piacere di scrivere. Prima scrivono per intendere la poesia cantata da sos cantatori. Invece come scrivono per issoso e per la gente chi lo legge, però non è spruso poesia cantata. E satiro che è più facile, s'appassionau, tene sempre in su coro, in sa surigas, sos cantatori che sono begno prima, e du casa deo fatto la cosa più facile, l'ammento con su cantatore e io sono scontento, che papa. Se invece deo fatto una cosa nuova, potete dare chi non la comprenda subito e non l'apprezza da posugeste, che è una cosa nuova. E come in tutte le cose, a volte si dimede, a su noi si dimede. E due casali abbiamo sempre resa si strada più facile. Ma poi ti dimmi di portare cosa nuova, poi ti non funti vortici come te scantatori si densando, poi ti su mondo densando, tu permettia e questo mondo no, che è questa differenza? A mio a tu. No, è una cosa più semplice. Come l'hanno dato qualche altra volta. La musica tradizionale tende una tolleranza all'innovazione bassissima. È una cosa omeopatica. Se tu riesci a barrare in questo limite, piano piano riesci a mezzorare, cambiare, innovare, eccetera. Però, ma è una cosa sul filo del salama. Quindi, e poi Daniele è stato troppo onesto, si ha leato troppo responsabilità, io invece la penso diversamente, penso che quando tu fai una citazione o evoca un trazzo,
se fa soprattutto poi a tie ti dà qualche cosa. Poi bene di apprezzato, potete essere mestiere puro, eccetera. Però su cantatore, magari quando si è in palco, uno paga cantata sempre poi, se tutto. Certo. In privato non ne vai demo, in privato è una meraviglia, questo su cantatore canta per sé e tanto si intende questa cosa più bella. Ma e cambia, quando, questo è importante, quando uno canta in privato, in domo, in festa, in silleris, in coia, in qualunque luogo con amigos, in maniera, sono formali, no? Si canta tanta cosa differenti, si prova tanta cosa che non si prova in su palco, e ti succede in questo mondo non ufficiale dei garas. Allora, quando pigas a palco, uno che canta da deve cantare posa gente chi l'ha invitato, chi lo pagata e ducasa in un'aspettativa di tornare. In su palco deve tornare e deve dare tutto. In un spuntino, in un incontro, in un si ciappano amigos e cantatore se più rilassato. Chi il calde fa è qualche cosa che in palco non fa, che è un canto prusu, non prusu inteso, però prusu intimo. In questo momento nessuno ti narra nulla, nessuno pensa male di te e tu cosa vuoi fare su che ti pare di piacere, sei più libero in questo momento. E tu cosa puoi fare e finza provare con il suo chitarrista, con il suo fisarmicista, finza con i suoi colleghi, cosa nuova. Può dare che su altro collega fate una cosa nuova e allora sicuramente stiamo provando, stiamo in una cantina cantando. Come provate a fare gasi? Non la può mai a fare uguale, che io non sono uguale a isso. E tu casa puoi già fare due poche trivessas, che sono simili, però sono trivessas. Che uno è il fatto da isso e uno è il fatto da mia. Bene, a me piace bene questa cosa, di intendi in televisione questo a regione, poi non sempre è possibile, questa trasmissione si tu sta permettendo e dunque io tengo preso un anno, vai grazie a imprenta, grazie a produzioni Sardegna, a regioni, questa trasmissione che ho concordato un pari con Ettore Carboni, con Daniele Giallara, con Nino Manca, con Marco Luzzu, con tutta questa squadra tecnica che traballa in noi e c'è mera gente che dona sa professionalità di cosa sua può fare questa bella trasmissione. Dunque devo grazie di avere a tutto poi questo e mi fa piacere manno poi io sono abituato in televisione, io ho fatto 40 anni di televisione, però è la prima volta che mi capita grazie a su canali Radio Televisione Sarda di fare una trasmissione in tanti in sardo. Questionare de cose sardas in sardo, questa è una cosa più coerente, poi Tadeo po 40 anni sa più questionare de cose sardas in italiano. E poi non facendo questa presentazione che si fa in palco di un minuto e mezzo, ma tenendo questa possibilità di fare una regionata, impari e conosci tutte queste cose in maniera vungula, in maniera davvero importanti, poi conosci questo mondo adesso canto. Guardate un nuovo, è una delle ricchezze che abbiamo in Sardegna. Questa terra non tiene di in mera, ma po' tradizioni, po' cultura, po' queste cose, gente in mera di adesso. Se dunque questo è per ognuno di noi che siamo appassionati in questo mondo, un orgoglio umano. E dunque se devo voglio serrare, perché su tempo, alcuni tengono un cronometro che mi castia sempre in mani, poi su tempo, su ogni volta, in ogni puntata, oltrepassato e commenti. Però mi ha fatto piacere a intendio e puro questo attovio a pizzo de suo canto, a pizzo de solmuttos, de tresi de sa gara. E dunque torno grazie a Tore Carboni, torno grazie a Daniele Giallara. Volete aggiungere qualcosa? O serrai questo attovio? No, questo mi pare bene inquadrata, insomma. Questa cosa che Fimilnande è l'ultima interessante, questa Daniele è centrale, secondo me, perché è un tema che su canta chitarra è eterno e non da morre mai. Questo dà questa originalità contro sa imitazione e viceversa. È una questione interessante, potete tenere con figlio, potete tenere senza filo a bordo. Ed è un momento una battuta
De Salvador Dalì, per esempio, che narraia dall'artista originale teppe copiare. Ah. Teppe de pote copiare, Anna, quite issa infedeltà involontaria, de quando anda da copiare, di essi originalità de sua. Si due non sei artista, non da bessire in cui invece si essi, questa infedeltà deve essere originalità de due. Ed è una cosa che anda bene sempre. Dunque, grazie a Tore, grazie a tu, grazie a Daniele, grazie a Punau a tutti, a vosotros, grazie a Sighesi, d'ogni gira, anzi, due volte a sa gira con questo topio in re, per contare storie de cantos e de cantatori a chi terra. Agudavati, agudala, adesso s'apposento nostro, Deputorrai grazie in tanti a Davide Gaddeo, grazie a Sara Satta, a Noemi, a Gianfranca Mulas, a Nino Manca, che oggi siete da parte, siete come suonatori, però in modo di poter pesare, poi serrauso con un canto. Come ti facevo in Dogna Topio in re, soveri con suo canto in re, a metà di questa trasmissione tenevo su canto su tema e tutto dessa puntata e poi serrauso con un canto a pregeri e custotta tenti pregeri de cantai un canto alla filugnana e dunque da ascoltare con un pregiumanno e con vosato si veuso in sa puntata numero 4 che ha da Penni in sa radio televisione sarda. sole a vestire e devi sempre seguire sa nostra e bella campana.